Ciao tifosi del Napoli, se amate il Napoli con tutto il cuore lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli sempre! Romelu Lukaku è subito protagonista in maglia del Napoli. Nonostante la forma fisica poco esaltante, il belga è già al centro dei dettami tattici di Antonio Conte. Contro il Como, l'ex giocatore di United e Chelsea, tra gli altri, ha segnato il gol del momentaneo 2-1, oltre ai 2 assist sui restanti gol di Mcitominay e Neres. Ne ha parlato l'ex difensore della nazionale italiana Leonardo Bonucci, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta dal giornalista Fabio Caressa. L'ex giocatore della Juventus ha parlato del paragone tra l'attaccante del presente e l'attaccante del passato, ovvero Victor Osimhen. E non solo, perché Bonucci ha avuto modo di parlare anche di Antonio Conte, allenatore che ha conosciuto sia alla Juventus che con la nazionale italiana. Secondo l'ex difensore Victor Osimhen è più difficile da marcare rispetto a Romelu Lukaku, sottolineando che il belga è ancora molto difficile da tenere a distanza. La mentalità di Antonio Conte, NDR, si vede già. Mcitominay è un giocatore completo. L'elemento importante, oltre a Lukaku, è lui stesso. Conte deve trovare sempre la soluzione per vincere e se ha capito che il calcio è cambiato, cambia lui. Convincere i giocatori delle proprie idee è fondamentale e Antonio ci è sempre riuscito, ovunque sia stato. Ti entra dentro, nell'anima del giocatore. Vediamo Kvara giocare in mezzo al campo, cosa che a Napoli non ha mai fatto. Adesso lo ha convinto che andarci è la cosa giusta. Scudetto? Adesso tiene tutti sulle spine, ma il suo obiettivo, dentro di sé, è sempre questo. Tra i due, quello più difficile da segnare è Osimhen. Lukaku è fortissimo e anche difficile da contenere, ma lotti meno di Osimhen che si lancia ovunque. Ha più profondità di Big Rom. Durante la partita non potevi lasciarlo di 1 centimetro. Qual è la tua opinione, fan? Lascia il tuo mi piace sul video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.